Siamo tornati a trovare Flavia Olivieri. Oggi il tanto atteso laboratorio di Babbo Natale è iniziato. Due parole su questa bella giornata, tra l'altro oggi c'è anche il sole. C'è anche il sole, sì. E noi siamo molto felici insieme a tutti i bambini che stanno correndo con le famiglie, proprio apposta per vedere, oltre al principe dell'ippodromo, il cavallo, anche un grande stimatore di animali, che è il nostro Babbo Natale, perché Babbo Natale è non solo amico di tutti i bambini, ma anche delle cose più belle del mondo, che sono la natura e gli animali. E allora vi presentiamo Babbo Natale in persona. Guardatelo, appena arrivato dal Polo Nord. E oltre a questa giornata vi aspettiamo con Babbo Natale sempre all'ippodromo dell'Arcoveggio di Bologna l'11 di dicembre. Bene, ci segniamo sicuramente la data. Due battute anche con Babbo Natale, come sta andando? Allora, i bambini sono numerosi, ma su quello non avevo dubbi. Devo anche dire che nonostante le mie renne abbiano la qualità speciale di saper volare, questi cavalli sono piuttosto veloci e stavo pensando che magari io e il principe dell'ippodromo potremmo trovare un accordo per l'anno prossimo e tornare qui. Babbo Natale arriverà in sulchi come la Befana, perché Esatto. devi sapere che la Befana arriva sempre in sulchi. Tutti gli anni ormai arriva al trotto in sulchi e dà tanti regali, e questo succederà anche quest'anno il 6 di gennaio, sempre qua insieme a noi, con WOF Eventi e l'ippodromo dell'Arcoveggio di Bologna. Bene, grazie a Flavia Olivieri. Io adesso vi lascio con un'immagine di Babbo Natale.